cominciamo col dire che il CPR non serve a nulla per bloccare i flussi migratori, visto considerato che quest'anno chiuderemo un bilancio da 200.000 persone e di queste 200.000 sappiamo che solo l'8% avrà lo status di rifugiato, questa è più o meno la media, e mediamente un 30% avrà diversi livelli di protezione. Vuol dire che se ho 200.000, 3 per 2 è 6, vuol dire che 140.000 persone dovranno tornarsene a casa. Il livello di rimpatri oggi dell'Italia non supera le 3.700-4.000 persone all'anno. Il CPR è un luogo di detenzione amministrativa per il rimpatrio. La detenzione amministrativa può durare fino a un massimo di 18 mesi e quindi io dico fa parte della filiera dell'immigrazione, ma non serve per bloccare i flussi. Noi formalmente nessuno ci ha parlato del CPR, questo diciamolo. Dopodiché è da anni che si dice che ogni regione dovrà avere il suo. Mi rendo conto che le forze dell'ordine comunque avrebbero un punto d'appoggio rispetto a quei personaggi che non possono circolare liberamente ma devono avere questa detenzione amministrativa. Dall'altro c'è da dire, perché poi i cittadini me lo chiedono, stiamo parlando di una situazione nella quale ci deve essere una struttura dalla quale non si esce, cioè non è un centro di accoglienza, questo va specificato, non è che si va dentro e fuori, si va in giro in bicicletta o si fa le passeggiate. CPR alle porte chiuse è una detenzione amministrativa.